Nuova battuta d'arresto al progetto del rigassificatore Gas Natural a Zaule. Il ministro dell'Ambiente italiano Corrado Clini ha sospeso per 6 mesi l'efficacia della valutazione di impatto ambientale rilasciata nel 2009. Il decreto di Clini recepisce il parere della commissione ministeriale adottato a seguito del rapporto presentato a dicembre dalle autorità portuali di Trieste. Nel rapporto i responsabili dello scalo triestino considerano la presenza del terminal incompatibile con i programmi di sviluppo portuali aggiornati alla nuova situazione del traffico marittimo. Anche la Regione Friuli Venezia Giulia ha espresso parere contrario al progetto del rigassificatore. Secondo il decreto ministeriale, Gas Natural deve ora individuare un'ubicazione alternativa compatibile con il piano regolatore portuale, a meno che non sia il porto a modificare il proprio piano regolatore in modo da renderlo compatibile con il progetto del terminal. Si allontana l'ipotesi rigassificatore a Zaule proposto da Gas Natural. Il decreto del ministro Clini, che per 6 mesi sospende l'efficacia della valutazione di impatto ambientale rilasciata nel 2009, sembra rimare in tal senso. Una frenata che, spiega l'assessore comunale all'ambiente Laureni, potrebbe essere significativa. Se questo è l'esito di uno specifico momento di valutazione, direi che ha la sua grande importanza e quindi non so quanto si possa definire definitivo, ma sicuramente le condizioni che pone il Ministro per rivedere questa eventuale posizione sono praticamente capestro. Il decreto stabilisce inoltre che venga trovata dal proponente un'altra localizzazione compatibile con il nuovo piano regolatore portuale. Questa è stata valutata a livello di via la collocazione migliore, quindi figuriamoci le altre. Io credo che il Porto di Trieste non può accettare questo impianto e una riflessione va fatta sul fatto che il giudizio del ministro Clini è un giudizio basato prevalentemente su ragionamenti economici e di sviluppo portuale. Credo che sarebbe stato molto più difficile invece far accettare le più che giuste preoccupazioni a livello ambientale. Nei prossimi mesi, prosegue Laureni, sarà necessaria una riflessione in tal senso, irrealistica invece una modifica del piano regolatore portuale. Se lo studio fatto dalla Presidente Monassi mette in contrapposizione questo momento del rigassificatore con tutto il resto, mi sembra che sia francamente improponibile che questo elemento vada a vanificare tutto il percorso che deve portare alla piattaforma logistica, al terminale Rorò in zona Aquila, al potenziamento del Molo Settimo. Il provvedimento del ministro soddisfa i comuni di Trieste e Muggia, da sempre assieme alla provincia contrari alla realizzazione dell'impianto. La partita resta però aperta. Io credo che i giochi non siano fatti, che sicuramente Gas Natural farà sentire la sua voce e quindi raccomando nei prossimi mesi nessun abbassamento della guardia e gli enti locali dovranno secondo me ritrovarsi e vedere un po', leggere bene il decreto di Clini e capire bene quello che possiamo ancora fare per rendere questo giudizio a questo punto veramente definitivo.